Amici di Radio Guest, ben ritrovati, buon fine settimana e oggi siamo con un amico, con Giorgio Mulloni. Buongiorno, come stai? Ciao Igor, ciao a tutti. Bene, dai, abbastanza bene. Di questi tempi dire come va, almeno la salute. Allora, Giorgio è, oltre ad essere un caro amico, un amico di Radio Company, però è un gestore di locali, pub e birrerie, ma ha un background veramente lunghissimo, anche sei anche un organizzatore di eventi. Naturalmente, come sempre, prima di parlare della tua professione, parliamo della tua persona. Giorgio Mulloni, chi è? È uno che vende birra e panini. Il prossimo anno sono 25 anni. 25 anni fa è nato con una persona praticamente provare a aprire un locale. Io facevo tutt'altro, poi ho deciso di cambiare la vita e abbiamo visto sto bar e ho detto, ok, all'Auzacco, tramite l'amico Guerino Zoff. Mi è piaciuto sto posto perché era una classica osteria degli anni 50, però è stata la mia fortuna a livello lavorativo perché ho trovato una famiglia all'Auzacco, sono ancora la mia famiglia dopo 17 anni passati con loro e tuttora mi seguono, li sento dappertutto e tutta la mia vicinanza. Ricordiamo, l'Auzacco è a 5-6 km da Udine più. Lì è nato tutto, ha sconvolto la mia vita totalmente e mi ha fatto innamorare di questo mestiere, di questo lavoro. Bene, poi a un certo punto dall'Auzacco ti sei mosso, sei andato in città, giusto? Dopo, perché in realtà l'Auzacco ha portato altre cose. Poi è nata una grossa associazione che è stata l'Orca, l'Organizzazione Ricreativa degli Amici, un'associazione che ha fatto moltissimo, sia a livello sportivo che a livello culturale nel comune. Questo insieme di amici che poi ha creato tutta questa amicizia che ormai ci portiamo dietro da anni. Questo è nato nel 97, nel 98 è nato Suonati gli Amici Moto. La mia passione della moto, sono riuscito tramite altri compagni ed amici a riuscire a mettere in pratica, a creare questo gruppo motociclistico. Si dedicava proprio allo sport vero, in pista, all'enduro e al turismo, che è stata una novità degli anni 98. Il mondo della moto è molto vario ed è bello tutto, no? È bello tutto perché non solo per il fatto della moto per se stessa, ma il mondo che la circonda, le feste, la goliardia, la fratellanza. I rapporti, quelli veri, naturalmente vanno avanti, non hanno bisogno di pandemie, quelli resistono. Chiaramente questo per te è stato un grande volano, immagino, per le tue attività. È stato un grandissimo volano perché oltre al fatto della gente che ti portavano un po', no? Perché insomma gli amici erano sempre lì, erano sempre nel bar, perché le riunioni erano fatte lì, perché ci si trovava lì, si partiva in moto da lì, le riunioni dell'Orca erano fatte lì. Era un insieme di cose che portavano anche a fare aggregazione, in quegli anni era fondamentale, però devo dire che ha fatto un bel volano proprio a livello di supporto nei momenti magari più difficili della vita. Questo è un club, immagino, no, un'associazione hai detto. Sono tutte e due associazioni. Quindi Giorgio Mulloni inizia gestore di bar in un paese come l'Auzacco a pochi chilometri da Udine, con tanti amici, associazioni, tantissime persone. A un certo punto c'è un cambio di passo e sei andato in città con una birreria, uno dei pub più storici ormai che Udine ha, cioè sto parlando della Tana del Luppolo. Dopo di quello è arrivata la Tana del Luppolo. Prima sono arrivate varie feste, perché da questa festa, che è cominciata con queste trentina di amici, no? Il primo anno, il secondo anno, la cosa non si è evoluta, ho dovuto spostarmi e prendere il campo sportivo di Risano con tutto un tendone dove si faceva la festa di chiusura del bar municipio delle ferie, perché si trovava in 100, 120, 150 di noi e tutte queste cose qua. E lì è nato il mio primo evento. Chiaro, beh, la tecnologia, i social è vero, ci uniscono, ma in realtà dall'altra parte un po' ci dividono, ci distanziano, no? Perché il rapporto umano, quello vero, rimane sempre quello più importante, secondo il mio punto di vista. Ormai sono 6 anni e mezzo di Tana del Luppolo, locale ormai storico, lo sappiamo, di Udine, per varie gestioni prima che hanno fatto un buon lavoro. Certo. Ed è arrivata fino da noi, che adesso cerchiamo di farla evolvere ancora. Abbiamo cambiato un po' il format del locale in questi ultimi anni, passando esclusivamente a fare il pub dove si mangia, dove si cerca appunto l'aggregazione, dove si può stare insieme, passare le serate e avere una buona birra, un buon cocktail o anche perché di no, anche gli analcolici, c'è un po' di tutto. La Tana è, e anche soprattutto anche grazie a Alex Curuvolo, che è il mio socio ormai da 2014, persona veramente instancabile che con me ha creato una Tana diversa, una Tana che appunto pub puro, con musica dal vivo, e tu sai quanta l'abbiamo fatta in questi anni, si faceva tantissimi concerti, anche una volta alla settimana. Purtroppo adesso saluto tutti i musicisti, gli sono soprattutto vicino in questo momento perché sono fermi da tantissimo tempo. Io mi auguro che appena ci sia la possibilità, la Tana sarà pronta ad aprire le braccia e a riaspettarli tutti. Un esempio incredibile è stato quello di Elisa, quando ha fatto il concerto in piazza Primo Maggio, che ha devoluto tutto
al suo staff e a chi dietro la supporta in questi anni di successi. E c'è tutta una filiera dietro di collaboratori, e così vale anche per i grandi concerti. Tra l'altro una categoria, a parte, io lo chiamo un piccolo contentino estivo, è in lockdown da marzo. Non so se ci rendiamo conto, no? È in lockdown fondamentalmente da marzo. Stavi parlando della Tana, poi stavi già accennando degli altri eventi che sei stato protagonista, prego. Per concludere, sulla Tana del Lupolo, adesso con Alex stiamo lavorando moltissimo per appunto spingere il delivery e takeaway, perché a sport e consegna a domicilio, che facciamo noi personalmente, perché siamo presi in carico sta cosa, non solo per un livello di risparmio economico, ma anche proprio per fidelizzare il cliente e parlare della nostra attività, perché quando tu adesso non hai possibilità di vedere la gente effettivamente, no? Per cui è per noi un momento di condivisione, quando vai a portare un attimo di mangiare o bere delle famiglie e raccontarsi, perché così riesci anche a vedere quelle facce che magari sono mesi e mesi che non vedi, no? Yeah. Per cui ci siamo rinnovati, abbiamo fatto un sito nuovo che è www.latanadelupoloudine.it, dove si può ordinare il delivery o il takeaway, ok? Dalle 18 in poi, liberamente tutti i giorni, tranne che il lunedì. La Tana è in evoluzione, ti posso dire questo per adesso, è in grossa evoluzione. Speriamo di poter ricominciare prima possibile a lavorare con i ritmi giusti, anche perché la gente ha veramente bisogno, quando ti vede ha bisogno, no? Ha bisogno di vivere, ha bisogno di musica, ha bisogno un po' di tutto. È vero che prima di tutto ci vuole la salute, perché senza quella non si fa nulla. Allora, prima di chiederti naturalmente un punto di vista tuo su tutta la situazione generale e anche i ringraziamenti, perché dopo un curriculum così ricco sicuramente ti sono nate tante collaborazioni e avrai tanti soci, collaboratori da ringraziare. Parliamo anche dell'esperienza di quest'estate, delle scorse estati, ma anche di quest'estate. Sto parlando del Michelando, ma anche del Jonas. Queste qua sono le due ultime cose che dopo la Tana ho fatto insieme, adesso dico chi, preoccuparti che adesso siamo tutti nella mia di questi 25 anni. C'è stato il Bonaparte agli anni, c'è stato il chilometro 51 con dei soci, e il chilometro 51 in collaborazione con Patrick Persic vicino a Grado, ricordo. Vicino a Grado, esatto. Sì. C'è stata Villa Mumbleton nel mezzo, c'è stata ogni maledetta domenica a Mortegliano, che è stata una festa che faceva per 2 anni ogni domenica, poi 4 domeniche all'anno, e ringrazio il Cason di Mortegliano con Paolo Paravano. C'è stato al tempo ancora c'è stata una cosa che adesso devo dire così, l'Isola del Lupolo con il buon Teodoro Cadarullo, l'abbiamo fatta 2 volte, che era la festa rock dell'Isola d'Oro. Dopodiché è arrivato insieme a te il primo anno, anche il secondo, poi in collaborazione continuativa con Massimiliano Fontanini e il buon Gigi Doria, che saluto con il cuore, tutti e due, anche loro in difficoltà come tutti quanti in questo periodo. È nato il Michelando. Il Michelando, la festa più rock, no? Come dicevi tu, del Friuli Venezia Giulia. Sì, più rock non solo per la musica, ma proprio per il modo di viverla. Veramente era easy, è tuttora easy, la gente si diverte. Al tempo io ero al microfono e mi ricordo la festa più rock, ma proprio come stile nel viverla. Gogliardi all'infinito, perché vedevi la gente che era dalle parti, arriva dal mare in costume, arrivano magari dal matrimonio tirati con la cravatta, qualsiasi, sì, è vero, qualsiasi target. Bellissima, gogliardica, per cui un saluto a Massimiliano Fontanini del Michelin di Gonars e di Gigi Doria del Buco di Udine, e a tutto lo staff un grossissimo abbraccio e un arrivederci a presto. Jonas, estate 2020, questa è la novità che c'è stata. Nonostante tutto, Albano Tuniz, proprietario del Lemon di Fagagna, mi ha contattato, mi ha chiesto questa possibilità di collaborare insieme, di provare a lanciare sto locale, e devo dire che la cosa è andata molto bene, c'è stata molta soddisfazione. Sono tornato un po' in paese, mi è piaciuto moltissimo, ho riabbracciato la goliardia della gente rustica e fantastica di quelle zone lì. È genuina, certo. E da questo abbiamo riaperto la pizzeria, la cucina. È stata veramente una bellissima esperienza, è una collaborazione nuova con Albano. Abbiamo investito, abbiamo fatto, ci hanno fermato, purtroppo la salute prima di tutto. Speriamo appena di ripartire, così il Jonas, come la Tana, sarà prontissimo ad ospitare, speriamo quest'estate, anche gli eventi, come si diceva prima, un po' musicali. Siamo arrivati alla fine. Giorgio, persona genuina, persona di cuore, chiaramente un tuo punto di vista e ringraziamenti, e poi andiamo ai saluti. Il mio punto di vista
è che quelli che fanno il nostro mestiere, come me, devono avere una grandissima passione, perché io dico, sono innamorato del mio mestiere, sono innamorato di quello che faccio, mi piace, e finché avrò questo spirito continuerò a fare, a creare, a cercare di dare tutto quello che posso, ovviamente. Un mio parere su questo periodo è un po' difficile, no? Perché vedo veramente tantissimi locali insieme a noi che stanno soffrendo, tantissima gente che ha difficoltà economiche. Non è così facile andare avanti in questo momento, però io dico a tutti, ragazzi, tenete duro, perché sono convinto che non usciremo più forti di prima. È un'esperienza che ha unito la gente, non l'ha divisa come tanti dicono, invece no, l'ha unita perché sono regnati dei valori, perché anche stando a casa ogni tanto si riscoprono cose che si sono perse. Per questo dico un in bocca al lupo a tutti, mi raccomando, non si molla. Aspetta, dimentico due persone importanti. Gianfranco Romanello, Io Print, e l'autoscuola Zoff con Francesco Guerrino e Paolo. Certo, amici da sempre, quindi avevo piacere di salutarli. Giorgio, a proposito dei ringraziamenti. Dei ringraziamenti, io penso che da parte di tutti noi, e non solo del nostro settore, ma un po' in generale in questo periodo, bisogna ringraziare le famiglie che ci supportano, ci stanno vicino, ci si aiuta, come dicevo prima nell'intervista, anche un po' di aggregazione, no? Che si era persa, per cui si sta un po' più uniti, grazie anche proprio al diretto. Io come personalmente ringraziare mia moglie è obbligatorio, perché mi è stata vicino tantissimo in questo periodo, e penso che tutti noi abbiamo qualche persona o amici che veramente ci supportano e ci danno forza per affrontare tutto e continuare anche nel prossimo futuro. Certo, il valore della famiglia è un valore ovviamente principale. Igor, cosa devo dirti? Grazie di questa possibilità. Grazie a te. Radio Guest è uno spazio che abbiamo pensato per gli organizzatori e i gestori degli eventi legati al mondo anche della radio, ma anche non, per sentire la vostra voce. Come dicevo all'inizio, quando si chiude un'attività non è solo la sala cinesca che si chiude, ma si ferma tutto un indotto o comunque una filiera importante, ed è bello capire, deve servire Radio Guest anche a questo, a capire cosa sta accadendo. Giorgio, io ti ringrazio e ti auguro veramente un lavoro incredibile, ma tantissimi auguri per i prossimi mesi. Grazie ancora. Igor, grazie a te, in bocca al lupo per il tuo lavoro, che lo fai bene, quindi ci vediamo presto, dai, facciamo così.